richiamate la legge 205/2017 che all'articolo 1,255 descrive il caregiver, richiamato il decreto 27 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta il 22 gennaio 2021 che definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018, 2019 e 2020 e stanzia complessivamente 68 milioni di euro per il triennio. Di questi circa 1,5 milioni sono a sostegno dei caregiver familiari della Regione Friuli Venezia Giulia. Ricordato che le singole regioni devono sviluppare gli indirizzi programmatori con specifiche richieste di risorse, piano di massima delle attività, degli interventi da finanziare, comprensibili con un programma di attuazione e trasmettere l'intera documentazione alla segreteria del Dipartimento per le politiche della famiglia. Questo entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per cui entro il 26 marzo, per cui abbiamo ancora poco più di un mese, per ottenere appunto le risorse richieste. Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente per conoscere lo stato delle attività per poter accedere ai finanziamenti per il progetto di sostegno ai caregiver. Grazie consigliere Ussai. Prego Assessore. Gli uffici hanno predisposto la bozza delle linee di indirizzo e programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2020. Nel testo sono state recepite le indicazioni del decreto ministeriale, si è preveduto individuare le priorità di intervento, le modalità di riparto da assegnare negli ambiti del servizio sociale dei comuni e le modalità di attribuzione delle risorse ai caregiver. Si sta predisponendo ora l'iter di condivisione con gli stakeholder a partire dalla consulta dei disabili e dagli enti locali, al termine del quale contestualmente l'adozione della DGR contenente le linee di indirizzo, la richiesta delle risorse corredate dal piano di massima delle attività e dal cronoprogramma di attuazione verrà trasmesso al Dipartimento per le politiche della famiglia, il tutto entro il termine previsto del 23 marzo 2021. Prego Ussai. Ringrazio l'assessore per la risposta puntuale, mi dichiaro soddisfatto perché vedo che comunque è un tema che è all'attenzione appunto della Giunta. Ritengo appunto, anche visto la situazione di profondo disagio riguardato soprattutto appunto le famiglie con persone con disabilità e l'intervento prioritario che credo sia il sostegno necessario a queste figure, credo sia appunto cosa positiva che in qualche maniera, almeno su questo, visto anche gli altri ritardi purtroppo anche citati in mattinata che ci sono stati nelle varie programmazioni causa pandemia, spero appunto che questa data sia mantenuta e che in qualche maniera si riesca a sostenere questa importante figura che, lo ricordo, in qualche maniera vede anche in un paio di proposte legislative del Consiglio regionale alcune iniziative che spero si riesca a discutere presto in quest'Aula. Grazie. Grazie.